Ore 19:40, pochi secondi e scoppia il caos. Prima calci e pugni, poi le spranghe ed inizia un inseguimento a piedi con due tunisini in fuga e un gruppetto di marocchini alle loro spalle. Diversi passanti assistono allibiti alla rissa e chiamano immediatamente le forze dell'ordine. Alla fine si contano due tunisini finiti all'ospedale, entrambi fuori pericolo di vita. Non escluso che la rissa sia nata per un mancato accordo tra clan dediti allo spaccio. Al momento però si tratta solo di ipotesi, indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Udine. Al cronista di provincia spetta prendere posizione se chi deve non lo fa. Ieri sera solo la fortuna ha evitato il peggio. Alzi la mano chi dice e insiste che Udine è una città sicura. Le risposte si contano sulle dita di una mano monca. Al di là delle battute, l'ennesimo e non purtroppo ultimo episodio di cronaca nera, accaduto ieri sera in Borgo Stazione, porta alla ribalta il problema sicurezza nel capoluogo friulano. Non siamo più quell'isola felice tanto strombazzata ai 420 da qualcuno, ai quali bisognerebbe togliere le fette di prosciutto dagli occhi per far capire che non si vive di sola propaganda. E ora che la politica si sveglia a 360 gradi dal suo letargo perenne, aiutando e lasciando a chi di dovere di poter svolgere il suo lavoro senza tanti giri di parole, perché la sicurezza del cittadino onesto non si baratta con i voti. La famosa teoria di come plantare un coni, nel senso mettere in pratica il sistema di mangiare a sbaffo senza sganciare poi il danè. Succede in Friuli, dove un noto ristoratore del Cividalese si trova a cena una cinquantina di rom, tutti residenti nell'Interland friulano. Il capo da qualche tempo si ferma nel locale insieme alla moglie a cenare o pranzare, poi paga regolarmente. Venerdì la sgradita sorpresa. L'uomo prenota il locale per una cena con almeno 50 persone. Tutto liscio fino a un certo punto, quando, come da prassi nei loro usi e costumi, inizia la tiritera del pagamento del conto. In un primo momento il capo del gruppo chiede al titolare del locale se può passare il giorno dopo a saldare, inventandosi scuse più o meno credibili. Nel frattempo, con fare furbino, la comitiva mette in pratica l'operazione. Un po' alla volta si alzano dai tavoli, escono, si infilano in auto e via direzione Udine. Restano in 7. Il capo comitiva a questo punto chiede il conto, 2.800 €. Nemmeno il tempo di battere lo scontrino e più veloci dei TGV i rom lasciano il locale a tutta velocità. Il finale è già scritto con la solita denuncia ai carabinieri dopo inutile inseguimento fino al campo Nobari per avere il contante. Sta di fatto che di soldi nemmeno l'ombra, alla faccia della legalità tipicamente italiana, dove esistono regole per alcuni e regole per altri.